Eccoci, ci siamo, ben ritrovati cari telespettatori, i nostri ospiti. Ci siamo perché sempre in questo periodo che tra le tante tematiche e problematiche parliamo anche di cose estremamente costruttive e positive che vedono un incontro tra generazioni e non solo, anche tra problematiche da affrontare, ovvero i campi della legalità di Libera in collaborazione con da tantissimi anni con lo SPCGL del Veneto. Sono delle occasioni molto importanti che vengono offerte ai più giovani, non soltanto di raffrontarsi un raffronto tra generazioni, ma di entrare nel merito specifico dell'importanza di questi beni che sono stati confiscati alle mafie, della ragione per cui sono stati confiscati, del nuovo ruolo sociale che vengono ad assumere questi luoghi, queste location, e anche di comprensione dei valori della legalità, di tante componenti anche sociali e non soltanto. Educazione, non è educazione civica, è educazione alla civiltà, alla legalità e alla comprensione intergenerazionale. Per comprendere quanto importanti sono, quali sono le date, perché c'è possibilità di iscriversi andando sul sito e quindi fare un'esperienza di qualche giorno insieme a tanti altri ragazzi, scegliendo dove andare e naturalmente allo SPCGL, abbiamo i nostri esperti. In Veneto sono 9 campi, in tutta Italia 150, quindi c'è un gran numero di opportunità di scelta, ognuno ha la sua peculiarità. E allora Stefano Facci, segretario SPCGL di Verona, ben arrivato qui con noi. Francesca Lamon, segretaria SPCGL di Mestre, ben arrivata anche lei, ben collegata. Grazie, Anche a buongiorno lei. a tutti e a tutte. Anche lei con tanti anni di esperienza sui campi, quindi ci racconterà come si svolge realmente la vita proprio in questi giorni, in questi pochi giorni. Però non sempre sono pochi giorni, a volte sono anche di più. E come si articolano, come avete strutturato questi campi? Innanzitutto, Verona quanti ne ha? A Verona abbiamo 2 esperienze, sono 2 campi. Il primo è un PCTO, un percorso per le competenze appunto trasversali e l'orientamento, che è stato progettato con lo SPI di Vicenza. In realtà a Verona noi facciamo l'ospitalità presso la base scout di Erbée e si sviluppa praticamente a fine giugno per una settimana piena, dove i ragazzi hanno la possibilità di vivere questa esperienza, ma anche di adempiere a quello che è l'obbligo appunto del PCTO che dovrebbero svolgere in qualche altra azienda. Sarebbe un percorso di formazione obbligatoria. Un percorso di formazione obbligatoria. Con le scuole. Lo facciamo con le Quarte, l'istituto praticamente tecnico ceccato, praticamente, e l'altro è praticamente il liceo Quadri di Vicenza. Quindi questo viene scelto dalla scuola, questo è un percorso, sì. Ed è un po' più elaborato. C'è un percorso, chiamiamolo così, di preparazione che i docenti fanno con i ragazzi. Viene fatta questa proposta, si raccolgono ovviamente quelli che sono volontari, perché sappiamo che il PCTO può essere svolto in ufficio, in azienda, in molti altri luoghi. Scelgono di fare questa esperienza e dentro questo periodo, che vale per loro 60 ore, ci sono momenti di formazione. Lavorano magari la mattina su delle attività manuali, che nell'occasione del campo di Erbée riguardano ad esempio la manutenzione del verde, la manutenzione della base, delle questioni di pezzi, certo, così, delle staccionate e quant'altro, e la cura della base stessa. A volte imparano a fare il pane, abbiamo qualche nostro collaboratore che insegna magari i lavori domestici, ci sono tutta una serie di attività che vengono svolte, mentre il pomeriggio c'è tutta un'attività, la dico così, didattica, di approfondimento, che riguarda le varie tematiche. Insomma, ecco, diciamo che centriamo tutta la partita sulla questione della legalità costituzionale, per cui le leggi e la Costituzione, c'è le questioni che riguarda ad esempio la giustizia sociale. Però è molto pragmatico, perché se magari chi ci ascolta dice mamma mia, anche d'estate mi tocca sentire queste cose, che palle, già studio abbastanza. No, è tutto insegnato con pragmatismo. Ma diciamo che parte proprio dall'esperienza dei ragazzi. Faccio un esempio molto semplice. I ragazzi incontrano ad esempio alcuni agenti di polizia del sindacato, il CGIL, e praticamente con loro discutono di quelle che sono le problematiche, ad esempio dell'uso dei social, del ciberbullismo, per cui si parte proprio dall'esperienza dei ragazzi e si cerca di decodificare un po' quelle che sono le loro problematiche. Ovviamente noi possiamo portare le nostre esperienze di educatori, di meno giovani, insomma, mentre loro possono darci proprio l'attualità di quello che vivono. Ecco, è questo ponte generazionale che aiuta proprio a stare insieme e a fare in modo che ci sia un arricchimento reciproco al campo. Che al termine di questi giorni, che poi sono pochi giorni, 4-5 giorni molto intensi, il PTCO sono molti di più, ma è un altro tipo di esperienza. Che osservazioni fanno i ragazzi? Beh, allora, nella
raccolta che ad esempio Libera, le collaboratrici che sono ai campi, che aiutano appunto la realizzazione del campo, raccolgono, c'è proprio un sistema codificato, c'è una cartolina dove si manda un saluto e si scrive un pensiero, sono guardate del grande entusiasmo, insomma, per cui nonostante ci sia a volte anche un po' una difficoltà, ma il fatto di stare insieme, vivere tra virgolette questo elemento anche di solidarietà, di mettere insieme le proprie idee, di contrattare, di mettersi in gioco nel realizzare dei piccoli progetti, delle piccole cose, diventa davvero una grande socializzazione e porta a casa quelli che sono poi i valori fondamentali. Insomma, quando dicevo prima la legalità costituzionale, la questione dei diritti, la giustizia sociale, la questione, la dico così, anche oggi della stessa democrazia, perché lo decidiamo insieme, e poi il valore del passare dall'io al noi, cioè lavorare collettivamente per il raggiungimento di un obiettivo. Ecco, questo, come posso dire, dentro ad una società che noi immaginiamo i ragazzi sempre davanti al telefonino, ai social, il mettere insieme invece dei momenti dove si costruisce un qualcosa di concreto e di pratico, alla fine gli fa scoprire delle cose interessanti. Per dire, aiutiamo i ragazzi non dico a giocare perché sono loro che se lo insegnano, ma ad esempio ad aggiustare una bicicletta, cose che sembrano dell'altro tempo e noi lo rappresentiamo bene, ma per i giovani potrebbe essere davvero interessante. Ecco. Una cosa molto particolare, effettivamente sì, questo è vero, ma stavo anche pensando, tra l'altro, viene presentata la problematica delle mafie che esiste anche nel nostro territorio, quindi il fatto che non è una percezione lontana di film, di cose che non avvengono qui, ma con cui molti imprenditori poi hanno a che fare, con cui loro stessi potrebbero un domani avere in qualche modo un contatto da lavoratori o da diciamo così, datori di lavoro. Questo è importante, viene appalesato anche questo, visto che c'è la collaborazione con Libera che si occupa di questo. Quest'anno tra l'altro c'è davvero un'esperienza molto bella a livello nazionale e con il contributo di un lavoro fatto su tutto il paese. Le organizzazioni studentesche, l'Unione degli Universitari, la Rete degli Studenti con lo SPI hanno praticamente redatto un dizionario della legalità. E perciò, come posso dire, diventa l'occasione magari per poterlo usare, proprio per poterlo consultare sulla scorta di quelli che sono i temi che vengono dibattuti nei campi e magari di volta in volta anche rispetto a quelle che sono le necessità di apprendimento di queste cose. Allora l'obiettivo è far vivere i ragazzi in un bene confiscato, spiegargli che la questione di quel bene è stato sottratto alla criminalità e viene restituito alla società, è un percorso, come posso dire, di avvicinamento che viene anche aiutato dico così, con un libro che è stato pubblicato, che consegneremo ad ogni ragazzo e che aiuta davvero la comprensione di quello che diceva lei. Assolutamente sì. E chiedo anche a lei, segretaria, che c'è un messaggio. Buongiorno Elena, ogni anno parlate di Libera e delle sue iniziative e siete bravissimi, dovreste parlarne più volte durante l'anno perché tutti noi dobbiamo sapere che cos'è Libera. Grazie. Eh sì, effettivamente, è che tante volte, anche oggi stessi li ho contattati per invitarli, e che loro sono impegnatissimi sul territorio a fare approfondimenti nei confronti con la magistratura, aperti all'opinione pubblica, quindi hanno un'attività molto dinamica, quando è possibile vengono anche da noi, ovviamente compatibilmente con gli impegni, perché poi non è che sono tantissimi. Gli esponenti rappresentanti sono quelli che sono. Ecco, quindi questa è un'altra attività di volontariato che potrebbe aprirsi, tra l'altro, no? Entrare a far parte attraverso gli OSPI, attraverso questi campi. Molti ragazzi sono già iscritti a Libera, per cui l'hanno già incontrata e diventa un'opportunità, come posso dire, per rendere pratico poi quello che è stata la loro adesione. Ecco. Libera, essendo ovviamente un'associazione di associazioni, riesce davvero a catalizzare l'attenzione, specie anche delle nuove generazioni, su tematiche che magari sembrano scontate e in realtà coinvolgono molto i giovani. Francesca Lamon, segretaria SPI di Mestre, ci racconti un attimo invece la sua esperienza, le vostre esperienze anche sul territorio veneziano. Io devo dire che ho frequentato alcuni campi e non sarei tornata se non fosse un'esperienza sempre diversa, sempre emozionante, molto molto ricca di stimoli e di riflessioni che si sviluppano poi anche al rientro a casa. Vi porto degli esempi perché magari poi ci si capisce un po' meglio. Allora, ho frequentato dei campi in Sicilia, per esempio a Belpasso, nella cooperativa che produce le arance rosse della Piana di Catania.
Eh. o a San Giuseppe Jato a Palermo, nella cooperativa Placido Rizzotto, produttrice dei pregiati vini Centopassi che si possono acquistare anche regolarmente alla Coop, e se li cercate negli scaffali li trovate anche qui da noi, in tutti i supermercati della Coop. E in Campania, a Baia Verde, che è un luogo molto difficile per la presenza di sfruttamento nella raccolta dei pomodori. E infine anche in Calabria, Isola Caporizzuto, che è un esempio particolare di bene, nel quale non solo si producono legumi e cereali, ma lo stesso bene è stato trasformato in agriturismo e da poco è stato aperto anche un bellissimo ristorante nel quale collaborano anche studenti del locale istituto alberghiero. Allora, questi per dire sono tutti esempi di come è possibile avere dei reali ribaltamenti di tendenza, cioè creare lavoro pulito, senza sfruttamento, anche in luoghi e negli spazi che prima erano destinati alle organizzazioni mafiose e ora sono diventati volano per una diversa economia. Questo è importantissimo perché per combattere le organizzazioni mafiose la prima cosa è creare intorno delle reali possibilità di lavoro per le persone, e quelle che vi ho portato sono degli esempi. Noi come SPI CGL organizziamo anche la partenza di volontari dello SPI, questo per creare anche all'interno del campo, di ogni campo, delle opportunità di incontro tra età diverse, per cui è interessante perché si fa un'esperienza comune, però con ottiche, sguardi, esperienze, punti di vista differenti. Devo dire che non è facile perché incontrarsi da una parte senza paternalismi e dall'altra senza pregiudizi non è così scontato. Però, come diceva prima, il fatto di lavorare insieme e di condividere insieme quella che è la scansione della giornata e della settimana, questo ti rende molto più uguale, perché se al mattino, di solito i campi sono strutturati, quelli residenziali sono strutturati così, al mattino ti occupi della struttura, fai delle attività di pulizia o di lavoro fuori all'esterno dei campi, e poi nel pomeriggio e durante la sera ci sono momenti invece di confronto, si ascoltano testimonianze, si possono sviluppare dei temi che sono specifici per ogni tipo di campo. Allora, questo stare insieme in condivisione, questo è fondamentale proprio per conoscerci e trovare un punto di incontro, anche se le persone che incontriamo magari sono adolescenti o addirittura ragazzi che possono anche essere nostri figli o nipoti come in termini di età. E questo è uno dei punti forti dei campi. A lei, da tutte le sue esperienze che ha fatto, quindi non solo nel territorio veneziano, un po' in giro per l'Italia, che cosa l'ha colpita di più? Oppure quale elemento anche di relazione con più giovani le è rimasto impresso? Sì, allora, fra le varie cose, allora, intanto che in un tempo molto concentrato, perché nell'arco di meno di una settimana si arriva a conoscere dall'interno quella che è la realtà locale, perché gli incontri dei quali ho parlato prima, gli appuntamenti pomeridiani e serali, portano a conoscenza di esperienze che sono vissute da, non so, persone che hanno avuto contatto o scontri con la mafia, o ti fanno conoscere qual è tutta la realtà locale. Per cui si possono incontrare protagonisti di grande valore che difficilmente o esperienze anche, che difficilmente avresti modo di conoscere, oppure magari semplicemente ne leggi ma non hai un contatto diretto. E Certo. poi non è solo e tanto una vacanza, lo è perché ci sono anche degli aspetti molto interessanti, soprattutto uno dei punti forti, soprattutto della frequentazione dei gruppi di giovani, è che in poco tempo si crea un legame molto stretto fra di loro, e questo li porta a sentirsi anche dopo, a creare una rete tra pari fra di loro.
e anche con noi a volte, insomma. Ecco, questo ho imparato, che il campo non finisce nei giorni di partecipazione, anzi, quella è una tappa e so che può servire per cominciare a sviluppare contatti e proposte e anche creare delle opportunità, come abbiamo fatto noi quest'inverno scorso. Siamo venuti anche lì con lei, Elena, a presentare un ciclo di appuntamenti che abbiamo realizzato, Eh Terra e sì. Libertà, e da lì abbiamo presentato delle esperienze siciliane, ma non solo, e storie che sono partite dalla fine dell'Ottocento fino a Portella della Ginestra nel 47, e l'impegno che tuttora si sta spendendo e si sta avendo per combattere e contrastare le organizzazioni mafiose. Grazie segretaria, resti sempre con noi. Mi viene in mente anche che a volte possono essere delle occasioni per voi che ci ascoltate per stimolare magari dei ragazzi che sono molto più chiusi, che stanno a casa, che sono immersi nel mondo virtuale, proprio per poter trovare magari delle amicizie, perché anche pochi giorni ma così intensi, così anche fuori staccati dalla famiglia, possono essere una provocazione interessante, quindi hanno una valenza sociale, etica, chiamiamo così, pratica, perché impari a vivere da solo, la famiglia non c'è, e anche di relazione su cui riflettere. Rifletteteci e torniamo tra pochissimi secondi dopo la pubblicità. Eccoci qua, noi stiamo chiacchierando di cose che sembrano così marginali, ma sono molto legate proprio allo stimolo, come dicevo prima della pubblicità, a partecipare, quindi a buttarsi fuori. Chiedo prima a lei, segretaria, l'intervento, perché c'è una questione di ragazzi, sono i ragazzi che devono partecipare, voi vi ci mettete del proprio, c'è un messaggio, un secondo, come contattare un campo di Libera per parteciparvi, vorrei mandare i miei figli adolescenti, grazie, sito internet, vero? Il sito internet di Libera, e state liberi, e c'è proprio la possibilità di selezionare il tipo di campo per giovani, per minorenni, per esatto, adulti. ho visto sia dello SPCGL che di Libera, si entra nei campi di Libera, quindi selezionare dove, quando e tutto. Dopo diamo anche le date, le leggiamo, comunque ci sono tutte le date anche adesso qua, vediamo nella slide. Chiedevo a lei, segretaria, perché ci sono tantissimi ragazzi, sempre più femmine e maschi, non c'entra niente, comunque che hanno problemi alimentari, disturbi del comportamento alimentare, e sarebbero magari quelli che potrebbero anche in qualche modo approcciare a questo tipo di esperienza in modo proattivo. Cosa ne dice? Allora, parto sempre dall'esperienza avuta. Durante uno degli incontri dell'estate scorsa è venuta una studentessa degli studenti medi a presentare una ricerca che è stata effettuata immediatamente durante e dopo il Covid, dal titolo Chiedimi come sto, una ricerca che ha finanziato lo SPCGL anche. Da questa inchiesta io non ci credevo, ma emergono dei dati molto preoccupanti per i disagi che molto spesso si esprimono e si traducono con difficoltà alimentari. Allora, io ho posto in maniera molto provocatoria ai ragazzi che erano lì, ho detto, ma con tutti i problemi che ci sono, possibile che ci sia un così forte elemento di disagio? In fondo, in realtà, noi viviamo in una situazione molto privilegiata, e mi hanno detto che non è da qui che dobbiamo partire e che se un disagio c'è, come è dimostrato, c'è e va affrontato. Allora, la partecipazione al campo trova che devi combinare e devi adattare una dieta, cioè nel senso che devi mangiare 2 volte al giorno e la colazione, e contemporaneamente ci sono persone vegane, vegetariane, intolleranti al lattosio, intolleranti al glutine, ma soprattutto diversi ragazzi che hanno problemi di disagio alimentare. E ne abbiamo trovato anche 2 durante la frequentazione del campo e dell'estate scorsa, e devo dire che beveva solo Coca, questo ragazzo in particolare beveva solo Coca-Cola, mangiava solo patate Mamma mia. e i fagiolini. Questa era la sua dieta, per cui eravamo molto preoccupati per poter capire come andargli incontro. Il fatto di stare
insieme con altri ragazzi coetanei della stessa età, ha portato che effettivamente negli ultimi giorni, non che avesse abbandonato le sue difficoltà, però è riuscito ad ammorbidirle moltissimo, a sciogliersi anche nella relazione e nel contatto, perché prima stava sempre per conto proprio, molto isolato, e essere insieme con gli altri l'ha molto aiutato e alla fine ha fatto parte del gruppo a tutti gli effetti, anche a tavola. Ecco, questo è importante. Anche lei, segretario, diceva che voi ricevete le schede, no? Con le intolleranze alimentari, la celiachia, l'intolleranza a tantissime cose. Cosa succede poi quando, a parte le patologie, ma cosa succede Sì, quando... è una specie di aneddoto, nel senso che di fronte a delle patologie dobbiamo avere la massima attenzione, le cucine, almeno per quanto riguarda Herbe, sono attrezzate per soddisfare un po' tutte le esigenze, anche per l'attenzione che c'è. A volte chi non mangia la carne, c'è chi ovviamente ha un'alimentazione che deve essere per scelta o anche per questioni di salute misurata. Però scopriamo ad esempio che ci sono tanti ragazzi che segnano sulle schede una sorta di intolleranza e poi scopriamo invece che sono ghiotti di determinati prodotti. Quando gli si chiede, la battuta è: ho messo così perché non mi piacciono, ma questi qua sono buoni, allora li mangio ancora. Per cui lo stare insieme, socializzare, anche l'elemento del pranzo, del stare insieme, rompe le barriere, sperimenta. Allora non si toglie nulla alle questioni patologiche, perché a quel punto, vero, serve attenzione, ma socializzare le cose aiuta anche, la dico così, a responsabilizzarsi anche su questo aspetto. Ecco, anche perché, come diceva la segretaria di Mestre, forse uscendo da un ambiente medicalizzato o iperprotetto, iperattenzionato, quale può essere quello familiare o di cura, eccetera, si esce da certi schemi e quindi anche la mente magari si apre, ci si rilassa maggiormente, quindi è salutare anche proprio per i ragazzi. C'è un altro messaggio: siete un'associazione con presupposti lodevoli a far conoscere i giovani e spiegare i beni confiscati alla mafia e come riutilizzarli, è fantastico. Ecco che questo messaggio ci introduce proprio all'altra questione. Cosa vuol dire beni? Proprio lo sappiamo, però non tutti lo sanno. Beni confiscati alla mafia, ovvero, a parte che le tempistiche sono lunghe. Sì, allora siamo di fronte ovviamente all'applicazione legislativa dalla prima normativa, la di così Rognoni-La Torre, che ovviamente seguiva l'interesse economico della criminalità organizzata, e la prima azione che è stata pensata è: alla criminalità organizzata bisogna sottrarre le risorse economiche, per cui ecco perché il sequestro dei beni. L'evoluzione è stata nel 96 appunto con la legge 109, che diceva: bene, adesso nel nostro paese ci sono un sacco di beni che sono stati sequestrati, molti vanno depauperati e per cui perdono anche il loro valore. Che cosa si fa? E lì è stata costituita un'agenzia nazionale che praticamente riassegna questi beni. Ovviamente sappiamo che c'è tutto un percorso, a volte estremamente lungo, ma quelli che si riescono a sistemare, in poche parole, vengono davvero resi alla società e diventano di utilizzo pubblico, insomma, ecco. Facevo l'esempio di Herbe, che è una base scout, è stata affidata alla base scout Airone, addirittura in quel luogo si sono poi sviluppate altre attività, per cui anche gli stessi campi che facciamo noi, però dipende proprio da questa volontà di mettere in campo l'associazionismo, la società, per fare in modo che quei beni ritornino ad essere utili, e questo cerchiamo di farlo vivere un attimino anche ai ragazzi, insomma, ecco. Per cui sappiamo che ce ne sono ancora tanti, si parla che 18.000 sono stati, tra virgolette, assegnati, ce ne sono altri 20.000 in attesa di assegnazione, per cui ecco, è una dimensione nel nostro paese che è sicuramente molto significativa. Sì, stavo pensando a un'altra cosa, segretaria, coinvolgo lei, un altro messaggio, ne arrivano tantissimi oggi. Credo che aprire Libera in Sicilia e Calabria sia una scelta molto coraggiosa, penso proprio di sì, anche in Campania, anche in Puglia, insomma sono tante le regioni dove, in zone calde. Anche se aprire anche qua, sappiamo che siamo di fronte ad una radicalizzazione della criminalità organizzata, anche nel Veneto. Il processo Emilia è significativo, anche in Lombardia abbiamo una moltitudine di beni sequestrati. Quello che si dice è che la criminalità organizzata segue il denaro e probabilmente ha trovato anche nelle nostre regioni del nord la possibilità di radicarsi, e a quel punto anche qui da noi ci sono importanti beni
Eh sì, assolutamente confiscate. sì. Chiedevo a lei, segretaria, magari un dubbio di alcune famiglie, siccome qui abbiamo visto che ci sono zone più tranquille, per carità, e altre invece in zone un po' più calde, lei stesso le ha citate. È pericoloso, c'è pericolo per chi frequenta, per chi fa queste attività in questi campi? Ma io, le esperienze che ho avuto io e quelle degli altri colleghi, devo dire che non hanno avuto riscontro di situazioni problematiche. Chi organizza i campi è anche molto attento a seguirci, a essere presenti sempre e anche nelle uscite, insomma, non siamo mai da soli, però non c'è neanche da avere un grosso timore, devo dire la verità, perché non è che la mafia abbia intenzione o interesse a colpire chi partecipa alle iniziative dei campi. Non è mai accaduto che io sappia. Infatti, no, questo era proprio per tranquillizzare anche i genitori, magari Mm. nell'approcciare a questa tipologia di esperienza. Siamo giunti quasi verso la fine, voglio ricordare le date, abbiamo anche la Certo. slide, però è importante farlo. Ad Erbè, provincia di Verona, che ormai questa storica, da quanto tempo c'è? Tanti Beh, anni? la base, noi siamo partiti nel 2012, però la base ha un percorso molto più lungo, insomma. Eh Ecco, sì, per cui- abbiamo 19 e 27 giugno però il PCTO, Sì, che questo riguarda le è già scuole, fissato è già con le scuole. fissato, non c'è. Però c'è ancora disponibilità dal 17 al 22 di agosto con Libera, Sì. e quindi queste sono delle date. Altre date abbiamo in provincia di Rovigo Salvaterra, 21-26 luglio, oppure 28 luglio 3 agosto. Esatto. Longarone in provincia di Belluno 14-19 luglio, a Calalzo di Cadore 8-14 settembre, Campo San Piero in provincia di Padova 28 luglio 2 agosto, a Padova proprio 1-6 settembre, e poi in provincia di Venezia a Salzano, se non sbaglio, 14-19 luglio. Mi conferma Venezia, vero segretaria? Sì, 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 confermo. Per esempio Venezia che cosa c'è? Che cos'è? Ah, beh, è molto interessante Salzano, in questo caso non è residenziale e c'è un collegamento proprio con una delle cooperative di cos'è, Isola Caporizzuto. C'è un gemellaggio tra questo campo e quella realtà calabrese lì, perché è intestato a un bambino che casualmente insomma, si è trovato sotto tiro ed è morto. E dunque sì, il presidio del Milanese ha pensato di titolare anche il campo e anche il presidio a Totò, che è questo bimbo qui. Certo. Ecco, per cui sono delle attività, in questo caso non si dorme in questa struttura, ma si sta durante tutta la giornata con le attività, come dicevamo prima, alternate tra quelle che sono le attività del mattino con quelle del pomeriggio. Ecco, grazie segretaria. Dando lei la parola un po' in chiusura, perché gli altri campi invece prevedono anche l'alloggio, Sì, quindi è la maggior parte un'esperienza. dei campi prevede anche l'alloggio, specie quelli che poi sono spostati in tutto il paese, per cui se uno parte dal Veneto, va in Calabria, va in Sicilia, va in Campania, hanno anche la possibilità di avere l'alloggio, insomma. Ecco. Le date di questi, l'età di questi giovani che partecipano, a parte il Allora, PTCO? ovviamente quelli maggiorenni sono dai 18 in su. Abbiamo avuto anche esperienze di persone anche meno giovani che hanno volontariamente aderito a questa proposta e si sono Sì. trovati bene. E poi abbiamo quelle per minorenni, ovviamente, Che sono- però diciamo dai 16 in su. Ecco. Perfetto. Allora, io vi auguro buon lavoro, perché ormai Grazie. siamo prossimi, ma buon lavoro per tutto, perché è un periodo anche molto intenso. Grazie Francesca Lamon, segretaria Lega SPCGL di Mestre, di essere con noi collegata. L'aspettiamo la prossima volta in carne e ossa in studio. Grazie a Stefano Facci, Grazie a voi, segretario davvero. SPCGL di Verona, di essere venuto qui. A voi di averci seguito, aver partecipato con i vostri messaggi. Guardate sul sito internet di Libera e anche dello SPCGL la disponibilità dei campi per questa esperienza dei più giovani. Buon proseguimento.